Nell'ambito del centenario della nascita di Italo Calvino, la classe quarta A Liceo Scientifico, coordinata dalla professoressa Claudia Venturini, ha elaborato un progetto di scrittura combinatoria che ha prodotto la stesura di una serie di racconti alla maniera del Castello dei Destini Incrociati. In questo romanzo di Calvino, diversi viaggiatori si ritrovano in un castello, dove però perdono l'uso della parola. Per narrare le loro storie ricorrono a un mazzo di tarocchi. Le singole carte possiedono un loro significato. Disponendole secondo una certa successione viene a crearsi quindi una specie di narrazione illustrata. Gli studenti di quarta A hanno costruito storie di amore e avventura, basate sulla successione delle immagini di tarocchi viscontei, così come i personaggi del romanzo di Calvino. Ogni tarocco ha una sua interpretazione e la storia si dipana seguendo la successione di un certo numero di carte. Con questo podcast vi presentiamo il racconto intitolato Storia di due fortunati amanti, elaborato con le seguenti carte: l'imperatrice, il cavaliere, la ruota della fortuna, le amanti, l'imperatore, la forza, l'appeso e il mondo. Storia di due fortunati amanti. Elissa, rappresentata dal tarocco dell'imperatrice, era la fondatrice della corte lissea, la più fiorente dell'area mediterranea. La vita a corte era per lei monotona, contraddistinta da noiose frivolezze, quali banchetti e ricevimenti sfarzosi. Anelava da tempo uno stravolgimento nella sua tediosa quotidianità che le permettesse di manifestare quelle doti eclissate dalla sua divina bellezza. Intanto, sulle coste dell'Asia Minore, la corte Ilia stava affrontando un periodo di grave decadenza. Enea, rappresentato dal tarocco del cavaliere, il più giovane tra gli esponenti del potere della corte, per scappare dai tumulti violenti e anarchici che ormai regnavano, decise di affrontare un viaggio spinto dalla sorte in cerca di ricchezze, rappresentate dalla carta della ruota della fortuna e gloria. Il giorno in cui Enea giunse alla corte lissea, Elissa e tutti i cortigiani erano impegnati nell'organizzazione dell'annuale torneo cavalleresco, che si sarebbe tenuto la settimana successiva. Durante uno dei pochi momenti di riposo di Elissa, ella sentì un gran fragore proveniente dalla battigia dirimpetto alla sua dimora. Poco dopo lo sbarco, Enea, spaesato e meravigliato dal luogo in cui era approdato, scorse un gruppo di donne a correre verso di lui. A capo di queste vi era Elissa, che alla vista del cavaliere si innamorò immediatamente, senza sapere che anche lui, dal primo momento, ricambiò i suoi sentimenti. I due vissero il loro amore, rappresentato dal tarocco degli amanti, all'oscuro dell'intera corte, attenti a celarlo per salvare le apparenze. I due amanti potevano ingannare tutti, ma non Sicheo, marito di Elissa, rappresentato dal tarocco dell'imperatore. Trascorse l'intera settimana a seguire attentamente gli spostamenti della sua sposa, senza tralasciare alcun dettaglio o comportamento sospetto. Una notte Sicheo li colse sul fatto, ardente di furore e di ira, non riuscì a trattenersi e sfidò Enea a combattere nell'imminente torneo rappresentato dalla carta della forza. Mancavano pochi minuti al duello ed Elissa, spaventata per le sorti dell'amante, si avvicinò alla tenda di quest'ultimo per esortarlo. A Sicheo, già pronto per lo scontro, non sfuggì questo breve incontro. Colpito da un immediato furor, iniziò a perdere il controllo del suo senno e, probabilmente a causa di ciò, subì una sconfitta schiacciante per mano del giovane Enea. Elissa, combattuta tra il dispiacere per il marito e l'euforia per la vittoria dell'amante, fu sopraffatta da quest'ultima, non riuscendo più a mascherare la propria passione. Questa palese attenzione per Enea colpì profondamente l'animo di Sicheo, a tal punto da fuggire nella notte, completamente abbandonato alla pazzia. La mattina seguente l'intera corte, fra cui anche i due amanti, si mobilitò alla ricerca del loro signore. Nel mezzo della foresta attigua al palazzo rinvennero una corda legata ad un maestoso tasso, riconosciuto come albero della morte. Nessuno verrà mai a conoscenza del destino di Sicheo, se impiccato o fuggito, colpito in ambedue i casi dalla vergogna, rappresentato dalla carta dell'appeso. I due amanti, tornati alla quotidianità, poterono, a questo punto, manifestare apertamente il loro amore, dando così origine ad una delle corti più fiorenti di tutti i tempi, rappresentata dal tarocco del mondo.